un'idea. È tempo di fare una pista per le palline. Vi devo confessare che il labirinto per le biglie è un progetto che mi è piaciuto veramente molto e quindi ho deciso di fare le cose ancora più in grande, facendo una pista tridimensionale per le palline. Quindi, la nostra scheda progetto: grado di difficoltà 2 su 5, tempo necessario 2 su 5, costo 1 su 5. Come materiale cosa utilizzerò per il mio progetto? Tantissimo cartone, poi userò delle grucce, degli spiedini, delle buste di plastica, tipo quei rotoli della carta igienica o dello Scottex. Per questo progetto principalmente utilizzerò la colla a caldo, ma se non ce l'avete può andare benissimo anche il Vinavil o del Super Attack. Poi scotch, nastro isolante, matita, gomma, cutter, forbici, il solito materiale. Io ho trovato queste palline qui tipo quelle da spiaggia, anzi sono proprio quelle da spiaggia. Però se non avete queste vanno benissimo anche delle palline da ping pong oppure delle biglie. Ovviamente il vostro progetto si dovrà adattare ai materiali che avete a vostra disposizione e alle palline che utilizzerete. Per la base vedrete che utilizzerò questo bancale di plastica che ho trovato in cantina ed era inutilizzato. Voi ovviamente lo potete fare di cartone oppure con una cassetta di legno della frutta, insomma quello che avete va benissimo. Serve giusto per fare la base. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere come si fa. Questo progetto è classificato come grado di difficoltà 2 su 5, perché l'idea del progetto in sé è piuttosto semplice, però io nel costruirlo mi sono lasciato prendere un po' la mano e mi sono un po' complicato la vita. Vedete che ho assemblato delle stecche di metallo a coppie per fare una specie di rotaia dove far passare la nostra pallina. E poi, con il cartone, ho costruito dei sostegni in modo da poter montare le rotaie sulla nostra base. Ho fatto degli scassi nei sostegni per incastrarci le rotaie e infine vado a ricoprire i sostegni con della carta colorata in modo che siano più belli. Qui vado a smontare le grucce e a drizzare i ferri che compongono le grucce stesse in modo da ottenere poi il materiale che mi serve per costruire questa parabola. Ho prima disegnato e poi ritagliato i pezzi di cartone che mi servono per costruire la rampa di lancio della pallina. Qui, con del cartone e degli stuzzicadenti, vedete che sto costruendo una specie di ponte sospeso dove poi passerà la nostra pallina. Ritagliando e incastrando l'uno dentro l'altro due bicchieri, ho costruito l'imbuto di ricezione da posizionare alla fine della nostra rampa di lancio. Utilizzo la colla a caldo per fissare tra di loro altri 3 stecchini che mi serviranno poi per costruire un altro modello di rotaia. Questo è il bicchiere di cartone che ho posizionato all'inizio della nostra rampa di lancio e fissato alla rotaia stessa. Ho preso una busta di plastica e l'ho arrotolata intorno a un tubo di cartone che ho trovato per fare questa specie di tunnel dove far passare la pallina. Poi ho costruito questi festoni con dei triangolini di carta come fossero delle bandierine. Iniziamo quindi l'assemblaggio della nostra struttura. Ho trovato delle stecche di un vecchio stendino, le ho segate a metà e le ho incastrate dentro al nostro bancale e poi fissate con la colla a caldo. Poi vado a posizionare i sostegni delle rotaie e li vado a fissare alla giusta pendenza. Ora costruisco la parabola utilizzando le stecche di metallo ottenute dalle grucce. Fisso il sostegno della rampa di lancio e tutti gli altri pezzi che prima avete visto che ho costruito. Infine, per abbellire la pista, monto i festoni.
Eccoci! E anche questo video è finito, ma come vedete sono già all'opera. Sto studiando un sistema per riportare le palline dal punto di arrivo al punto di partenza, girando una specie di manovella, non lo so bene. Se siete curiosi di sapere che cosa andrò a costruire, non dovete far altro che iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Appena finisco il video, comunque lascio il link qui. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!